Le emergenze relative alla raccolta dei rifiuti che fino a qualche settimana fa hanno primeggiato come grandi problematiche in Pedoclina, a che punto sono? Ma in questo momento sembrano superate, nel senso che anche noi stiamo cominciando a respirare, perché dopo 2 anni dal dissesto evidentemente ci sono delle svolte che ci portano a essere un pochino più tranquilli. Certamente su queste vicende c'è da approfondire, perché io continuo a sostenere che non si può lasciare una città all'arbitrio giustificato dal magari ritardi stipendiali eccetera, ma si tratta di servizi essenziali, quindi vanno sempre comunque tutelati i diritti costituzionalmente garantiti delle persone. A breve faremo una nostra interlocuzione con la Commissione di Garanzia Nazionale per il servizio allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla Prefettura su quelli che erano stati i nostri pagamenti, perché noi abbiamo pagato 27 mensilità su 24 mesi che siamo qua e fra l'altro 2 ne avevamo pagate a maggio, quindi questi scioperi così sembrano un po' strani, ecco, diciamo così. Invece per l'estate in Pedoclina state organizzando qualcosa? Sì, abbiamo, ma questo anche rientra all'estate in Pedoclina, una settantina di eventi già programmati ed altri in fase di programmazione. Abbiamo quest'anno avuto un po' di ritardo dovuto a problemi strutturali dell'ufficio, quindi però già è in essere, abbiamo avuto le piazze piene queste serate e continueremo a breve appunto pubblicheremo e divulgheremo anche tutti gli avvenimenti che saranno in essere.